Cercate di vaccinarvi anche se non è un obbligo, questo è l'appello del presidente Luca Zaia. Intanto dalla regione parte la richiesta al commissario Figliuolo per avere più vaccini. Da Venezia a Bassano, da Treviso a Padova, anche nelle piazze del Veneto scatta la protesta contro il Green Pass, contraria alla certificazione verde che limita la libertà. Aveva fatto affiggere in giro per il suo comune dei manifesti che invitavano a vaccinarsi e sui social è partita una gogna, ma Walter Stefan, primo cittadino di Saonara, non arretra di un passo. Prima a Vicenza, poi a Venezia è iniziato dal Veneto il tour di Enzo Iacchetti per la presentazione del suo libro non libro dedicato al Covid, i proventi alla Croce Rossa. Sotto shock Fara di Soligo dopo la tragedia sul lavoro che si è consumata ieri sera. Un viticoltore ha perso la vita all'interno dell'azienda di famiglia. Le parole della compagna: dobbiamo farci forza. Padova è da oggi nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO con i grandi cicli affrescati del XIV secolo, l'annuncio in Cina e la festa a Palazzo della Ragione. Capitale della cultura 2024, Vicenza, città del Palladio, entra nella rosa delle 24 località candidate al titolo. Il dossier andrà depositato entro il 19 di ottobre. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale il sabato torrido vissuto e che stanno vivendo diverse piazze del Veneto, dove è in scena la protesta dei cosiddetti no pass. A loro si è rivolto nella tarda mattinata di oggi il governatore del Veneto Luca Zaia a Montebelluna per un tour elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Cercate di vaccinarvi anche se non è un obbligo, le parole di Zaia nelle ore in cui la regione chiede al commissario Figliuolo di aumentare e accelerare sulle consegne dei vaccini, perché come sapete l'effetto Green Pass ha portato a un vero e proprio boom di prenotazioni. Partiamo da qui. Cercate di vaccinarvi, la vaccinazione è volontaria, non è obbligatoria, lo Stato non vi impone e tantomeno la Regione non vi impone la vaccinazione, rispetto le idee di tutti, ma la vostra libertà finisce dove inizia la mia e la mia finisce dove inizia la vostra. Fatti chiari, amicizia lunga. Io quando... Dove non c'è l'obbligo arriva la responsabilità nei confronti di se stessi ma soprattutto degli altri. Nelle ore in cui anche in Veneto si moltiplicano le manifestazioni reali o annunciate dei no pass, Zaia dalla piazza di Montebelluna ribadisce i suoi punti fermi per affrontare la pandemia, partendo da un aggiornamento dei dati ospedalieri. Un disguido informatico negli ultimi giorni aveva infatti computato 100 pazienti Covid in più in area non critica. Ci siamo accorti di un bug informatico e quindi da questa mattina il bollettino è allineato, sono 161 ricoverati Covid, 19 sono in terapia intensiva. Sto ricoverando solo persone non vaccinate. Potete dirmi tutto quello che volete sui vaccini, nessuno fa le corse per andare a farsi il vaccino, tutti volentieri faremo meno di farci il vaccino, ma sto ricoverando solo persone non vaccinate. Gli ultimi 16 che ho ricoverato in terapia intensiva sono tutti non vaccinati, tranne una persona di 54 anni che ha solo la prima dose, non aveva la seconda dose. Vaccinazioni quindi che oggi come oggi fanno la differenza, con l'obiettivo dell'immunità di comunità che resta confermato a fine estate. Ad ottobre avremo l'82% dei veneti che saranno vaccinati o avranno avuto almeno una vaccinazione. Ne verremo fuori, io non ho una visione negativa di questa partita. Complice l'obbligatorietà del Green Pass, anche nelle ultime ore boom di prenotazioni, con la regione che ha chiesto al commissario Figliuolo di accelerare sulle consegne. Ci sono ancora posti disponibili, ma quello delle ultime ore potrebbe essere il nuovo trend. Abbiamo anche già detto al commissario Figliuolo che con il Green Pass ci sarebbe stato un aumento della richiesta di vaccinazione, di conseguenza insomma anche le forniture dovrebbero aumentare. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un'interlocuzione con il governo in queste direzioni.
Questo il messaggio di Zaia nelle ore in cui ci sono in corso queste proteste no pass, di cui vi parleremo nel corso di questo telegiornale, proteste che sono appunto in corso da Bassano a Padova, passando per il Veneziano e Treviso, ma ci sono anche altri temi molto caldi dal punto di vista politico. Oggi, per dire no al DDL Zan, a Padova sono scesi in piazza i Fratelli d'Italia. Vediamo. Valori non negoziabili di Fratelli d'Italia. Flash mob davanti Palazzo Moroni per dire no al DDL Zan di Fratelli d'Italia. I militanti del partito di Giorgia Meloni si sono ritrovati davanti al comune di Padova per dire no ad una legge che limiterebbe la libertà di espressione, dicono. Le leggi per tutelare la diversità ci sono già, sottolineano. Non vogliamo discriminare, ci sono già le norme che tutelano. La legge in approvazione al Senato sarebbe solo un bavaglio. Riteniamo che il codice di procedura penale abbia al suo interno tutti gli articoli, tutte le norme che vanno assolutamente a condannare, a contrastare, a sanzionare tutte quelle che sono le condotte di violenza. In modo generale devono essere assolutamente al limite anche rese più feroci, più dure, ma per contrastare ogni tipo di violenza, contro ogni tipo di violenza verso chiunque, qualunque cittadino, qualunque persona. Quindi noi siamo per essere molto più feroci con quello che è l'articolazione di legge che c'è oggi, non mettere a rischio quello che è il diritto della libertà di opinione, con un disegno di legge che nell'articolazione davvero porta con sé vari rischi. Quindi lo facciamo con molta trasparenza, mettendoci la faccia, sapendo che possiamo assolutamente dare il nostro contributo. Lo faremo in tutte le sedi, lo facciamo a livello parlamentare. Rimaniamo nel padovano, ma per raccontarvi la vicenda del sindaco di Saonara, Stefan, che in queste ore è stato bersagliato dai social con pesanti critiche per aver appellato la popolazione a vaccinarsi. Povero sindaco collaborazionista dell'oligarchia del turbocapitalismo criminale globalista. La finta epidemia è la più grande faccia della storia dell'umanità. Questo è solo uno dei messaggi che il sindaco di Saonara, Walter Stefan, ha ricevuto via mail o sui social per aver deciso di affiggere in giro per il paese dei vivai questo manifesto che invita alla vaccinazione. Apriti cielo, in breve si è scatenata l'ira di chi il vaccino non lo vuole proprio fare. Arrivare ad affermare, come ho ricevuto in qualche mail, che propago con questo invito, propago le varianti o addirittura mi si associa al nazismo perché praticamente come gli ebrei venivano marchiati, così farei nei confronti dei cittadini che non si vaccinano, mi sembra veramente un'idiozia assoluta. Il vaccino, il primo cittadino, l'ha appena fatto invece. Seconda dose di AstraZeneca, ci confida, non ha avuto effetti collaterali. Tutti i farmaci possono avere delle controindicazioni, ci dice, ma in questo caso i benefici superano di gran lunga gli effetti avversi. L'appello che continua a fare ai suoi concittadini è di mettersi al sicuro dal Covid. 6 giorni fa Saonara era Covid free, non c'erano contagiati e non c'erano persone in isolamento. A questa mattina sono 19 contagiati e 44 persone in isolamento. Gli unici modi che abbiamo per cercare di fermare questo maledetto virus è quello classico della mascherina, della pulizia delle mani, del distanziamento ed il vaccino che è stato dimostrato che per il 90% ci mette al riparo da prendersi il contagio. Contagio che cresce anche tra le Dolomiti, 4 persone positive ricoverate al San Martino e un focolaio è stato rilevato a Belluno. Stamattina seduta di vaccini per i giocatori della Lazio in ritiro ad Auronzo. 4 persone ricoverate al San Martino di Belluno in poco più di 24 ore. La porta del pronto soccorso Covid si è riaperta per accogliere 4 pazienti, 2 giovani rispettivamente di 27 e 28 anni e 2 anziani, un bellunese di 87 anni e una turista di 85. Tutti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e fortunatamente le loro condizioni allo stato non destano preoccupazioni. Il bollettino di Azienda Zero emesso questa mattina alle 8 dice che sono 13 nuovi casi positivi
positivi nelle ultime 24 ore e che il numero complessivo delle persone contagiate è pari a 148. Fra questi si rileva un nuovo, seppur piccolo focolaio registrato a Belluno in centro città. L'ULSS Dolomiti invita tutti coloro i quali si sono intrattenuti nei locali del centro nella serata di sabato 17 luglio a sottoporsi a tampone. La casistica riscontrata nel bellunese è in crescita, sia pure se i numeri sono in linea con quanto rilevato nelle altre ULSS del Veneto. L'attenzione è massima. Stamattina ad Auronzo, seduta di vaccini per i giocatori della Lazio, che è in ritiro nella cittadina ai piedi delle 3 cime di Lavaredo. Il presidente Lotito ha chiesto al nostro presidente se era possibile vaccinare la squadra, il team in questo contesto durante il ritiro, e quindi abbiamo organizzato questo momento. Un'iniziativa che si aggiunge a quella organizzata nel bellunese per tutte le squadre sportive del territorio grazie all'interessamento delle società e dei comuni. Dicevamo prima delle proteste no pass che si stanno svolgendo in questi minuti nelle piazze del Veneto. Questa è la situazione praticamente in presa diretta da Bassano. Al grido libertà, no Green Pass, in tantissimi hanno invaso Piazza Libertà nel cuore di Bassano per una manifestazione che si è svolta in contemporanea con altre città del Veneto e d'Italia per contestare l'ultimo decreto Draghi che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. No Green Pass perché è una restrizione per la nostra libertà, quindi no Green Pass. No Green Pass perché non è libertà. Perché dice che non è libertà, signora? Perché ognuno è libero di fare quello che vuole anche con i vaccini e convivere. Dobbiamo essere liberi di scegliere. No Green Pass. Perché? Perché vogliamo la libertà. Siamo stufi. Un grido corale per manifestare la libertà di scelta, striscioni, cartelloni, un'unica voce. Questo il reportage della nostra Vanessa Banzato da Bassano. Ci spostiamo a Vicenza per parlare sempre di Green Pass e giovani, perché boom di prenotazioni anche nella provincia berica. Penso che questa introduzione di nuove normative spinga tutti quanti, non solo i più giovani ma anche quelli nelle fasce dei 30 anni, 40 anni, a farsi il vaccino. E vedremo come andrà. Non vedevo l'ora di essere comunque vaccinato, anche perché comunque date le ultime ordinanze, comunque era quasi necessario per tornare alla normalità. Il Green Pass chiama e i giovani vicentini rispondono. Tanti ragazzi che hanno risposto alla chiamata e si sono accaparrati il posto tra i nuovi 5.000 slot predisposti dall'ULSS 8 tra il 12 e il 17 agosto negli hub di Torri di Quartesolo e Montecchio. Basti pensare che in tutta la regione il numero medio delle prenotazioni giornaliere è raddoppiato solo nella giornata di ieri. Chi per senso civico, chi per la voglia di ritorno alla normalità o in vista di una vacanza è già sulla via del certificato verde con la seconda dose. Sono qui per, direi, senso civico, per proteggere le persone più deboli. In realtà comunque il vaccino avevo già intenzione di farmelo ancora prima della storia del Green Pass. Ci piace girare un po' l'Italia, siamo stati già all'estero una volta, quindi sappiamo che è indispensabile per avere una vita normale. E giorni caldi, gli ultimi in fiera. Oggi 1.300 vaccinati con Moderna, tra loro giovani e giovanissimi, e 1.400 con Pfizer per il richiamo. Prenotazioni che vanno a ruba, ma non per tutti, visto che all'appello mancano ancora parecchi ultra sessantenni. E i numeri di ieri parlano chiaramente. Su 1.500 posti disponibili senza prenotazione, a presentarsi sono stati solo 300 over 60. Prima a Vicenza, poi a Venezia, iniziato dal Veneto il tour di Enzo Iacchetti, il popolare conduttore televisivo, per la presentazione del suo libro, un libro dedicato al Covid. I proventi andranno alla Croce Rossa.
Una raccolta di pensieri di un artista che è stato rinchiuso come tutti quanti noi, no? Che facciamo questo mestiere, è stato rinchiuso in casa per tanto tempo, quindi con difficoltà estreme per quanto riguarda l'intelletto, perché siamo andati un po' fuori tutti di testa, con grande paura per ciò che stava succedendo e anche con grande speranza per venirne fuori. Comico, scrittore, volto di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti presenta così il suo Non è un libro, solo pensieri acidi e non, progetto nuovo di Zecca che vuole raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana, un'iniziativa di solidarietà che in questi giorni lo ha portato prima a Vicenza e poi a Venezia. Il Covid, secondo Iacchetti, insomma, alternando sorrisi, riflessioni, ma anche riferimenti all'attualità. Io sono per i vaccini sicuramente, non sono per obbligare nessuno a farli, però anche quelli che non li fanno, per cortesia, rispettino quelli che li fanno e soprattutto non intacchino l'immunità degli altri. Se non siamo responsabili e non abbiamo buon senso e diamo retta ai nostri politici, siamo fottuti per un altro anno e mezzo o 2. Appello alla responsabilità che arriva anche da un altro volto noto dello spettacolo italiano, in questi giorni a Rosolina Mare per una serie di eventi, Savino Zapa. Ho fatto entrambe le dosi, quindi ho il Green Pass. L'ho fatto per me e l'ho fatto per gli altri, cioè l'ho fatto per difendere la mia salute ma anche quella degli altri, per cui trovo che sia una scelta responsabile. Green Pass non c'è soltanto il fronte sanitario o delle libertà costituzionali, c'è anche quello economico con le proteste degli esercenti delle attività del commercio. Chiedono correzioni i commercianti, gli aderenti a Confesercenti Venezia. Noi riteniamo che le uniche due armi a disposizione per poter sconfiggere la pandemia, oltre alla vaccinazione, ci sono anche il rispetto delle regole del contenimento. Perciò tutti dobbiamo essere responsabili nel poter evitare l'espansione di nuove varianti. Sono 450 le realtà tra pubblici, esercenti, albergatori, negozianti rappresentati da Confesercenti Venezia che da una parte ritengono utile il Green Pass, dall'altra però sono fermi nel dire che il vaccino non è l'unica soluzione per contenere il virus. Se dobbiamo scegliere tra le chiusure e il rispetto e l'uso di questo strumento digitale, noi siamo per la seconda, perciò lo consideriamo anche un strumento favorevole. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi nell'utilizzo del Green Pass, gli esercenti esprimono forti timori, evidenziando non poche criticità in questa modalità. Prima di tutto, questo carica gli esercenti di uno strumento incomprensibile. Noi non abbiamo i mezzi digitali, tecnici e legislativi per poter verificare se questo strumento è vero o è falso. Oltre a questo ci carica di una eccessiva responsabilità legale, ci ritroveremo nelle situazioni incomprensibili. Un altro punto incomprensibile riguarda l'obbligo del Green Pass sulle filiere sagre all'aperto, no? Se il virus all'aperto nei ristoranti non è così contagioso, anche senza poter mettere nell'obbligo l'uso del Green Pass, perché dobbiamo mettere sulle sagre e sulle filiere all'aperto? Un altro punto critico riguarda di non considerare strumento sufficiente il Green Pass per l'apertura delle discoteche. Anche questo è un comparto in grosse difficoltà. I dubbi sono soprattutto sulla gestione dei controlli, in particolare nelle serate estive affollate. Chiediamo delle correzioni immediate, ma vogliamo anche dei chiarimenti: come possiamo rispettare il controllo, come possiamo procedere con il controllo di questo strumento digitale. La cronaca ci porta adesso nel Trevigiano, a Farra di Soligo col San Martino, dove ieri sera c'è stata l'ennesima tragedia sul lavoro. La cronaca di Francesca Bozza. Non sappiamo ancora cosa sia successo, è una tragedia, ma ora dobbiamo farci forza. Queste le poche parole che ci dice a telecamere e microfoni spenti la compagna di Mirko Merotto, una mano poggiata sul ventre, quasi a voler proteggere da questo dolore così forte il suo bimbo, che verrà alla luce tra pochi mesi, senza poter mai conoscere il suo papà. In casa ci sono gli altri due figli piccoli della coppia e anche per loro che la famiglia di Mirko dovrà farsi forza. Adesso rimane la disperazione per quanto accaduto ieri sera nell'azienda agricola di famiglia col San Martino.
Martino. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini sembra che Mirko, poco prima delle 19, stesse eseguendo dei trattamenti tra i vigneti quando la cisterna portatile avrebbe manifestato dei problemi. A quel punto il 45enne viticoltore probabilmente potrebbe aver cercato di ripararla entrando nella botola. Cosa sia poi successo lo chiariranno le indagini, ma a quel punto Mirko non sarebbe più riuscito ad uscirne, rimanendo asfissiato per la mancanza d'aria. A trovarlo il padre, titolare dell'azienda agricola. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM, ma purtroppo il cuore di Mirko aveva già smesso di battere. Nell'azienda agricola sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, a loro il compito di ricostruire l'accaduto. La notizia della tragica morte di Mirko ha fatto subito il giro di Farra di Soligo e della frazione di Col San Martino, dove la famiglia Merotto è molto conosciuta. Una tragedia che ha lasciato veramente tutti quanti basiti, perché non ci si aspetta mai una cosa del genere, e una famiglia fra l'altro conosciuta perché l'azienda è un'azienda storica fondata ancora dal padre Siro, e quindi veramente non ci sono parole per definire quello che purtroppo è successo ieri sera. Il sindaco Perencina ieri sera, appena presa la notizia, si è recato sul luogo della tragedia. Ha trascorso 2 ore con i familiari chiusi nel loro straziante dolore. Io ieri sera, subito quando ho saputo, mi sono precipitato lì e daremo tutta la disponibilità e tutto quello che serve, insomma, per non lasciarli soli e per dare il supporto che serve alla madre e alla famiglia. Giornata davvero storica, quella di oggi per Padova. La città del Santo è ufficialmente nella lista dell'UNESCO con i grandi cicli affrescati del XIV secolo. I therefore declare decision 44-8B.20 adopted. Un colpo di martello a Fuzhou, in Cina, sancisce l'ingresso di Padova Urs-Pitta nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. I cicli affrescati del Trecento sono ora nel World Heritage List. Oggi Padova ha ricucito una sua identità lacerata e lo ha fatto, guarda caso, riconoscendo la centralità simbolica e costitutiva della sua identità, che è il Trecento. Quindi oggi il Trecento padovano è sotto le vetrine, è nella vetrina del mondo, e penso che sia per la nostra città un momento particolarmente significativo. Un lavoro iniziato molti anni fa, rimandato di 1 anno a causa del Covid, diventa ora realtà. Grazie Padovani, grazie Ministero, grazie a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per Padova, e Padova, lo ripeto per l'ennesima volta, quando Padova fa squadra siamo una città eccezionale. Giotto, Guariento, Giusto de Menabuoi, Altichieri da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Questi gli artisti che hanno reso grande la Padova del XIV secolo, con le loro opere, i loro cicli affrescati e complessi monumentali in città. 8 luoghi di Padova che dal 1305 al 1397 rappresentano una rivoluzione nell'arte figurativa. In collegamento dal Ministero a Roma con il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il sindaco di Padova ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa candidatura. Un lavoro corale, come è stato più volte sottolineato. A rimarcare questa sinergia anche il presidente della regione Luca Zaia, che si è congratulato parlando di una bella giornata che entra nella storia dell'arte, della cultura, della storia di Padova e di tutto il Veneto. Un traguardo, ma anche un punto di partenza per rendere Padova sempre più attrattiva ai turisti. Il mondo ci sta guardando, adesso noi abbiamo sulle spalle la responsabilità. Ecco che questa occasione è veramente quella di una rinascita piena e la sfrutteremo al massimo. E se Padova festeggia giustamente, Vicenza spera, vediamo perché. C'è anche Vicenza, città del Palladio, patrimonio dell'UNESCO tra le 24 città italiane candidate a diventare capitale italiana della cultura per l'anno 2024. Il Ministero della Cultura ha accettato la manifestazione di interessi presentata dall'amministrazione vicentina nei giorni scorsi, una candidatura che inorgoglisce, apre a possibili nuovi scenari e mette d'accordo a Vicenza maggioranza e minoranza.
sono convinto che Vicenza possa giocarsela veramente fino in fondo, e questo è un volano straordinario di crescita per la città, le sue associazioni culturali, i quartieri, i gruppi, e in questo caso non c'è maggioranza e non c'è opposizione, c'è solo Vicenza, i suoi interessi, il bene dei suoi cittadini, e quindi ce la metteremo tutta. Superato questo primo traguardo, ora si entra nel vivo. Tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto, che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di 7 esperti nella gestione dei beni culturali. Vicenza, dal canto suo, ha già messo a punto la struttura di governance incaricata della gestione delle attività di progetto, che condurranno entro il prossimo 19 ottobre a depositare il dossier di candidatura. La città vincitrice, grazie al contributo statale di €1 milione, avrà un anno per mettere in mostra le sue caratteristiche originali culturali, un'opportunità che diventa un volano anche economico. Sono sicura che porterà investimenti importanti in cultura e turismo, 2 settori particolarmente colpiti dal Covid e che vanno sostenuti. Andiamo a Venezia, dove non si placa la polemica tra Comune e Regatanti. D'ora in poi sarà il Comune di Venezia e non più l'Associazione Regatanti a stabilire la quantificazione dei premi economici da assegnare ai regatanti e alle regatanti in bandiera. Si partirà da un principio di base, l'assoluta parità di genere tra uomini e donne. È intervenuto il sindaco Luigi Brugnaro in prima persona per chiudere il caso dopo gli attacchi al Comune di Venezia dell'Associazione Regatanti, che da qualche giorno hanno portato la città all'attenzione non certo positiva anche nazionale circa la disparità in essere dei premi tra uomini e donne. In pratica, nella situazione attuale, che perdurava da diversi anni, un primo posto femminile in regata aveva un premio economico in denaro di molto inferiore rispetto a un primo posto maschile. Non sarà più così, e non solo per la regata storica che a Venezia sarà domenica 5 settembre. Il principio, infatti, varrà per tutta la stagione remiera. Un deciso cambio di rotta. Dopo le polemiche degli ultimi giorni è in arrivo. L'Associazione Regatanti è stata così svuotata di questa competenza. I nuovi parametri verranno deliberati dagli uffici per la tutela delle tradizioni a Ca' Farsetti, ma la parità non è più in discussione. Caso chiuso e polemiche archiviate, non sembra proprio. La discussione pare destinata a lasciare strascichi pesanti. L'Associazione Regatanti ha definito in una nota sconcertante la piega presa alla vicenda, mentre il delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, evidentemente ferito dalle critiche che gli sono piovute addosso, si è chiuso nel silenzio, dichiarandosi molto amareggiato e ricordando che i veri premi per le regate non sono gli assegni in denaro ma le bandiere. Quale sarà la prossima puntata? E ci lasciamo con questo interrogativo dal Veneto. E quindi tutto anche per questa edizione. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Benvenuti al Meteo. In Veneto per domenica 25 luglio il tempo sarà incerto e molto variabile, specie sulle zone montane e pedemontane, dove non mancheranno rovesci. Minime dai 19 gradi di Belluno, massime fino ai 36 gradi di Rovigo. Per lo più nuvoloso anche in Friuli Venezia Giulia. Temporali sono previsti tra Udine e Pordenone e nella fascia alpina. Temperature minime intorno ai 19, massime fino ai 32 gradi. Mare da calmo a poco mosso. Tempo instabile anche in Trentino Alto Adige, dove si prevedono temporali e rovesci soprattutto nella fascia meridionale. Temperature minime da 19 gradi, le massime invece potranno toccare i 33 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.